Si parte! Si parte ancora, amici di Radio Chef, in questa giornata aspettando Natale di dicembre. Avevamo proprio bisogno di un po' di dolcezza adesso e quindi siamo pronti a presentarvi una puntata dolcissima, con ospiti dolcissimi, ma soprattutto con ricette tutte dolci per accompagnare proprio il vostro menù delle feste. E io ho chiamato uno degli ospiti più dolci che conosco, perché abbiamo qui con noi in studio Mauro Mattei del Pane Quotidiano, ma anche docente presso il Civiform di Opicina e membro dell'Etica del Gusto. Ciao Mauro, buongiorno. Ciao, ben trovati a tutti quanti. Allora, parliamo intanto della prima sfida della nostra puntata di oggi. Pandoro Panettone, che è il classico più classico di Natale, direi. E per i gusti di tutti. No? Esattamente. Noi qui di Radio.0, perché ho chiesto a Igor, ho chiesto a Barbara, siamo team panettone. Ci piace, perché diranno tanti, ma perché non ti piace più il panettone? Beh, perché ha quella pasta diversa, c'è un gusto proprio diverso. Poi se lo scegliamo artigianale è tutta un'altra cosa, però. Beh, sicuramente il panettone vince quasi sempre di fatto e quello che ci teniamo sempre è ribadire quanto il prodotto artigianale sia un'altra cosa e deve essere un'altra cosa. È proprio la missione che ci siamo portati e che ci siamo posti come Etica del Gusto 20 anni fa, quando abbiamo iniziato a riunire insieme le pasticcerie del Friuli Venezia Giulia, con l'idea proprio di portare avanti l'artigianalità e trasmettere alle persone il fatto che il prodotto artigianale è qualcosa di più. Vero. Oggi faremo una carrellata proprio dei vari dolci che si possono ritrovare in Friuli Venezia Giulia. Sono tantissimi, ma inizio anche chiedendoti intanto una domanda pratica e una più così di curiosità. Intanto, come hai visto cambiare il mondo dei dolci in questi anni? Sappiamo che si cerca sempre di innovare qualcosa di più, cioè si cerca sempre di portare qualcosa di nuovo forse in tavola. E la seconda ti chiedo, ma durante le tue lezioni tu insegni anche come fare i panettoni? Sì. Ok, è cambiato molto il mondo dei dolci in questi anni. Si è andato molto sulla ricerca, si è andato molto sulla chimica degli alimenti, perché anche le persone hanno cominciato a documentarsi di più sull'alimentazione, su quelli che sono i valori nutrizionali, e quindi noi come professionisti abbiamo cercato veramente di spingerci avanti nelle conoscenze tecniche, ed è questo che cerchiamo poi di trasmettere ai ragazzi quando insegniamo, no? Cioè, io scherzando molte volte dico ai ragazzi che la differenza fra la massaia di casa e un professionista è proprio conoscere il perché delle cose, cioè la chimica degli alimenti e le cose che succedono mentre trasformiamo questi alimenti, e cercare di dare qualità alle persone. E quei due panettoncini che hai lì vicino a te, che gusti hanno, così iniziamo a ingolosire un po'? Questi due panettoncini che ho qui, uno è un panettone classico che dentro deve avere l'arancio, deve avere l'uvetta, e vicino abbiamo il classico cioccolato per i super golosi. Anche qui io dico sempre, quando uno sceglie un prodotto artigianale, quando mangia un panettone così deve dire wow, è un fantastico. Vero, ma tu avevi mai provato a fare un panettone prima di entrare a lavorare, diciamo, nel campo, in panetteria, in pasticceria? Beh, io avevo una grande passione del lievito naturale da ragazzo, già volevo fare un panettone fatto in maniera artigianale, quindi per questo però mi sono reso conto che servono grandi conoscenze tecniche, e per questo ho frequentato accademie che mi hanno poi formato nel tempo, e questo cerco oggi di trasmettere ai ragazzi, cioè l'importanza della formazione. Il bello di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Il panettone, prima di passare ai prossimi dolci, facciamo ancora un piccolo chiusura del panettone. Quello più innovativo che hai mai provato a fare, cosa ci hai messo dentro? Beh, l'innovazione è costante sotto questo aspetto, e poi va molto a gusti, no? Oggi posso dirti che più innovativo in assoluto oggi abbiamo provato a fare caramello salato abbinato poi a delle acidità che possono dare il contrasto. Igor, per te caramello salato o cioccolato? Cioccolato, ok, va bene. Mi dispiace, qua rimaniamo un po' sul classico del cioccolato. Io lo proverei però quello del caramello salato, perché mi piace molto. E passiamo invece ai dolci un po' più classici. Ma prima di farlo facciamo un salto anche al David di Camporosso. Perché? Perché volevo raccontarvi una specialità che loro hanno in menù in questi giorni. Cosa gli piace fare a Natale? Dato che parlavamo proprio del classico panettone, anche loro li scelgono artigianali, perché come non farlo proprio in questi giorni, dato che cerchiamo sempre di più la qualità, hanno scelto di mettere in menù una
fetta di panettone scaldata sulla piastra, quindi un po' croccantina, e ci hanno messo sopra anche il gelato, quindi potete provarlo. Se siete in montagna, se vi piace la montagna, potete andare a gustare naturalmente tutte le loro specialità che vanno dal salato al dolce, dalla mattina fino alla sera, quindi passate dalla colazione fino alla merenda del pomeriggio e vi fanno ingolosire con questa specialità che vi dicevo, scalda veramente gli animi. Poi una cioccolata calda, un buon vin brûlé, insomma c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Poi loro sono aperti questi giorni dalla mattina prestissimo, dalle 6:30 fino alla sera alle 19, il giorno della vigilia sono aperti fino alle 13 e poi chiudono una giornata sola, quella di Natale, e riaprono poi il 26 di dicembre per accompagnarvi con tutta dolcezza fino al finale dell'anno. Ma risentiremo benvenuta perché ci prepareremo insieme anche alla bellissima fiaccolata di fine anno. Poi oggi è anche arrivata la neve, quindi ci si può godere davvero lo spettacolo. Invece ritorniamo dalla montagna al mare insieme a Mauro. Mauro, ti chiedo i dolci classici, diciamo, del Natale triestino. Beh, i dolci classici poi ci richiamano sempre alla tradizione, quindi a Trieste vicino al panettone c'è sempre il Presnitz, c'è sempre la Putizza, perché comunque le nostre tradizioni rimangono sempre forti, quindi nei nostri negozi vanno sempre molto i nostri prodotti tipici. E tu anche qua si rimane, diciamo, più sul classico. Questi si possono preparare un po' più facilmente forse del panettone anche a casa, perché comunque il loro ripieno, diciamo, è bello corposo, ma forse più semplice di utilizzare il lievito madre. Beh, sicuramente, perché qui parliamo di lievito di birra, comunque parliamo di sfoglia, e noi sappiamo che le massaie, le nostre nonne, questi sono dolci che preparavano a casa comunemente. E si usa ancora il trunchetto di Natale? Cioè, è ancora richiesto? Sì, è molto richiesto per il giorno di Natale, per anche l'ultimo dell'anno, e di fatto si attiene sempre molto alla tradizione, non è cambiato molto negli anni. Ok, quindi si va dal classico cioccolato al classico cioccolato, sì. diciamo così. E invece passiamo nella zona del Friuli, dove anche qui le tradizioni non mancano, nella nostra carrellata dei dolci di Natale del Friuli Venezia Giulia, e non possiamo non nominare la classica gubana, che poi viene ripresa anche dagli strucchi, giustamente. Beh sì, anche a Friuli sicuramente la gubana non manca mai, di fatto, cioè, perché richiama sempre la tradizione, quindi anche nei giorni di Natale c'è. E poi volevo ritornare ancora nella nostra bella montagna. Comunque la gubana, questo dolce lievitato ripieno di frutta secca, pinoli, noci, uvetta, anche un po' di grappa che all'interno del dolce, insomma, dà quel gusto, dà quell'intensità proprio del gusto. Pensate che le prime tracce della nostra gubana risalgono veramente indietro nel tempo, perché arriviamo addirittura al Medioevo, ed è sempre stata utilizzata per celebrazioni così importanti, matrimoni, festività religiose, dove la ritroviamo anche adesso, ma è diventata un po' più tratta in tutti i giorni, perché la ritroviamo veramente ovunque e durante tutto l'anno. Però è bello avere questo dolce simbolo delle valli del Natisone anche sulle nostre tavole. Gli strucchi invece, questi dolcetti che riprendono il ripieno della gubana, li potete trovare cotti al forno oppure fritti, e sono buonissimi veramente da provare. Questi magari come finale del pasto, finale del menù di Natale, li potete portare in tavola e gustarli. Ma ritorniamo in montagna, dicevo, dal Tarvisiano passiamo a Sappada. Noi ci leghiamo anche alla gastronomia Alimentari Cardis. Loro sono specializzati in tutto ciò che riguarda anche il menù di Natale, perché c'è la gastronomia che vi prepara tutto fresco. Ma parlando di dolci tipici, volevamo legarci a questi Strauben, che sono tipici soprattutto Tirolo e Sud Tirolo, ma vengono ripresi a Sappada in queste zone alpine e sono perfetti per scaldare queste fredde giornate invernali. Cosa sono? Sono una pastella dolce, immaginatela così, fritta in olio caldo, a cui si dà la forma di spirale, e ci sono questi cerchi un po' irregolari, perché il bello dell'artigianato è questo, e una volta dorati, quindi una volta realizzati, vengono serviti con abbondante zucchero a velo e spesso accompagnati da confetture di mirtilli rossi oppure dal miele. È un dolce molto semplice ma anche molto goloso, che racchiude calore e sapori della tradizione montana, rendendolo proprio una delizia irrinunciabile. Quindi io vi invito a provarlo, perché il momento migliore per gustarlo sono proprio queste festività che vanno adesso nel periodo delle festività natalizie, e li ritroveremo poi più avanti anche verso il carnevale. Loro sono super specializzati anche in dolci del carnevale. Ma se
se volete provare ancora qualcosa di artigianale, raggiungeteli proprio nel cuore di Sappada, vi fate un giro e vi portate a casa soprattutto tutte le delizie della montagna. E se siete magari in appartamento e volete realizzare anche lì il vostro menù di Natale, loro ve lo preparano già pronto, così poi ve lo portate tranquillamente a casa e il gioco è fatto. Meglio di così, più facile di così. Li trovate anche sui social, così intanto andate a dare uno sguardo. Mauro, invece ti chiedo, nella tua infanzia, il tuo dolce preferito del Natale, o magari se hai sentito dai tuoi studenti cosa preparano loro, se hanno ancora voglia magari di preparare le cose in casa, si usa ancora anche tra i giovani, sì? Beh, preparano, sì, le cose a casa. Gli piace sempre giocare con quelli che sono poi le cose abbastanza tipiche. Sì, ma sempre il pan di zenzero è una cosa che si usa a fare sempre ancora oggi. I miei ragazzi proprio l'altra settimana hanno realizzato la casetta di pan di zenzero poi per portarsela a casa, quindi sono sempre quelle cose che poi richiamano, no? Poi il periodo. E hai qualche consiglio per realizzare magari dolcetti di pan di zenzero a casa? Qualche consiglio per noi da darci? Dato che siamo nel weekend prenatalizio, secondo me questo, per chi non l'ha ancora fatto, è un momento perfetto per immergersi proprio nell'atmosfera, quindi preparare i dolci, i biscottini, quelle belle decorazioni anche, ci fa proprio appassionare anche questo periodo natalizio, non credi? Sì, sicuramente. Questo è importante adesso, se vogliamo prepararli a casa, sempre la cura degli ingredienti, no? E le ricette semplici, quelle di una volta, che poi alla fine però ci richiamano sempre ai sapori, agli odori, no? Ecco perché il pan di zenzero ci ricorda sempre il periodo, no? Questo profumo che creiamo anche in casa, no? Quindi e fare attenzione, ecco, alla cura degli ingredienti primari che utilizziamo, perché poi quello alla fine renderà il nostro prodotto di qualità. È un altro consiglio, forse non esagerate con la cannella, perché anche lì possiamo ricadere nel troppo che stroppia, no? Sicuramente. Volevo proporre anche ai nostri ascoltatori, gli amanti proprio di questo periodo, quali spesso ci chiediamo, ma che vini portiamo insieme ai nostri dolci classici, insomma, di questo periodo? Ci siamo andati a informare ovviamente dai nostri esperti dei supermercati Bosco di Trieste, quindi vi do qualche idea, perché abbinare un vino al dessert è davvero un'arte che richiede attenzione e sensibilità. Abbiamo parlato di panettone e pandoro, in questo caso uno spumante dolce fresco con note magari di frutta tropicale, servito 6-8 gradi per un abbinamento classico natalizio è sicuramente perfetto. Oppure un buon moscato, un vino dal sapore un po' più intenso, va servito a una temperatura leggermente più alta, intorno ai 10 gradi. Se vogliamo dei dolci invece alla frutta, avete davanti questa bella torta di mele, uno strudel di mele, oltre al vin santo che molti conosceranno, classico per inzuppare proprio i cantucci, c'è il Riesling dolce caratterizzato da note agrumate e mielate che si sposa con delicatezza proprio alle torte. Per il tiramisù una marsala ricca di note tostate un po' caramellate, perfetto per le creme al mascarpone, e una panna cotta che secondo me anche in questo periodo ci sta benissimo. Abbiamo scelto per voi una malvasia magari un po' più dolce, fresca e aromatica, sempre da servire intorno agli 8-10 gradi. Poi ovviamente ognuno può scegliere in base al suo di gusto, questi sono solo delle linee guida per immergervi anche in questo mondo. Scegliamo anche qualcosa per i nostri dolci al cioccolato, che non deve mai mancare nel periodo natalizio. Per una torta al cioccolato una mousse, un buon Barolo ad esempio speziato e così un po' aromatico, o per il cioccolato fondente un porto dolce intenso con aromi di spezie, va servito a una temperatura un po' più alta, siamo intorno ai 16 gradi per un abbinamento un po' più strutturato. Per qualcosa di fritto invece un prosecco leggero, frizzante, per contrastare anche la frittura, o una malvasia elegante magari con note di miele e agrumi. Chiudiamo ancora con dolci al cucchiaio e semifreddi. Anche qui ci possiamo abbinare uno spumante aromatico dolce, fresco e leggero, oppure un moscato intenso e aromatico. Ma il bello anche di questo periodo, oltre a poterli scegliere nelle corsie dei supermercati Bosco, che sono sempre molto 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 ricche anche di alternative da portare in tavola, per tutte le tasche anche, volevo sottolineare proprio questo. Potete andare sul loro sito e trovare le offerte della settimana, perché secondo me anche pensare al portafogli in questi giorni comunque è sempre una buona cosa. E trovate anche i loro abbinamenti a tutte le nostre ricette. Sull'ultima brochure, ricette sotto l'albero, proprio tutti i vini abbinati dei supermercati Bosco. Quindi ad esempio, se volete scegliere il panettone dell'Etica del Gusto con la ricetta di Rolando Morandin, che trovate proprio a pagina 43 della nostra brochure, ci abbiamo abbinato lo spumante Ferrari Demisec consigliato dai supermercati Bosco. E anche qui c'è proprio tutta la lista
dove trovare i panettoni dell'Etica del Gusto ancora in questi giorni da tutti i soci, tutti i membri, per portarvi a casa un buon panettone artigianali. Io adesso mi leggerei tutte le ricette di tutti i nostri ascoltatori che ci hanno mandato per abbinarli ovviamente ai vini dei supermercati Bosco, ma anche per gustarmele un po', ma soprattutto per provarle e realizzarle a casa, che è sempre bello. Un dolce, infine ti chiedo anche, Mauro, un dolce che ci consigli per iniziare a lanciarci nella cucina. Sappiamo che ci sono tanti ascoltatori che magari non hanno questa passione, cucinano perché bisogna mangiare ogni tanto e quindi ci si lanciano nei fornelli, ma la prima ricetta che magari tu hai fatto e che consiglieresti per appassionarsi anche, perché no? Il classico dolce che si fa a casa è il tiramisù. No? Vero, vero. Quindi il tiramisù è il classico dolce che ti porta a fare sempre bella figura e che però può colpire, insomma. Hai un consiglio per questo? Qualcosa ci metti tu? No, sul tiramisù diciamo che noi insegniamo ai nostri ragazzi a fare attenzione alle uova crude, no? E quindi il consiglio che diamo è sempre quello di creare quella che in gergo si chiama pâte à bon, cioè una crema cotta di uovo, in modo da far l'uovo più spumoso, e questo ci anche fa stare tranquilli sulla pastorizzazione dell'uovo. Questa è una cosa che bisogna ingegnarsi, nel senso non ingegnarsi perché non è alla fin fine così difficile, non è così difficile, è un passaggio semplice, però magari a volte dici vabbè, uso così, tanto va bene. Invece no, se facciamo attenzione, perché è sempre l'attenzione giusta che ci porta a fare i dolci migliori e soprattutto buoni da portare in tavola. Prima di ricordare anche i dolci del pane quotidiano e soprattutto dove andare a trovare quel buon panettone, Mauro, ti così propongo ancora un consiglio dei nostri amici di Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, che ha voluto raccogliere alcune ricette dei cocktail a tema natalizio insieme al bar Das Wohnzimmer di Klagenfurt. Io vi invito ad andare a visitare anche i mercatini del Carinziano. Io amo Villacco, amo Klagenfurt, sono veramente pazzeschi e potete veramente lanciarvi in tutta l'atmosfera natalizia possibile. Loro ci propongono un aperitivo invernale, una bevanda rinfrescante con un pizzico di rosmarino, leggero, frizzante e ideale come aperitivo. Vi serviranno 4 centilitri di liquore all'arancia rosmarino, del prosecco da versare, dei cubetti di ghiaccio. Verserete il liquore all'arancia in un bicchiere con il ghiaccio, completerete con il prosecco, quindi velocissimo. Per un tocco speciale bruciate leggermente un rametto di rosmarino per intensificare l'aroma e aggiungerlo poi alla bevanda. E poi abbiamo parlato della classica cannella, quindi come non provare un cinnamon sour, un classico cocktail speziato con un tocco natalizio perfetto per gli appassionati di cannella e degli aromi un po' più pregiati. Vi serviranno 5 centilitri di liquore Fireball, 5 centilitri di succo di limone fresco, 2 centilitri di sciroppo di cannella e 2 centilitri di albume. Preparerete il vostro sciroppo alla cannella mescolando lo zucchero e l'acqua in rapporto 1:1 in un pentolino direttamente con la cannella. Cuocete, portate a bollore e poi lasciate raffreddare. Poi attraverso un colino filtrate, versate in una bottiglia e versate tutti gli ingredienti poi in uno shaker con ghiaccio, shakerate vigorosamente e mescolate e poi filtrate in un bicchiere. La schiuma dell'albume garantisce una consistenza cremosa e per guarnire potete scegliere anche quello che preferite, un pizzico di cannella, una stecca di cannella e il gioco è fatto. Io vi ricordo sempre di godervi questi momenti, quindi bere responsabilmente, questo ricordiamocelo sempre. Ma per tutte le ricette, anche per i biscottini di cui parlavamo prima, per un tocco di cannella, andate sul sito meinsontag.at dove trovate tutti questi consigli. Mauro, come ci consigli di utilizzare la cannella? Stecca, polvere, tu cosa utilizzi? La stecca è sempre quella più profumata solitamente. Io amo la cannella. E quindi ci ricordi un po' dove venire a trovare anche i vostri panettoncini e tutte le specialità natalizie? Ma noi vi ricordiamo che il Pane Quotidiano ha 9 punti vendita sparsi in tutta la città, da Roiano a Muggia, a Servola, a Alviale, a Domio, che è la nostra sede principale in strada della Rosandra. E la forza del Pane Quotidiano è proprio che è aperto 7 su 7 tutti i giorni. Se vi siete dimenticati qualcosa a Natale, andate a prendervi il panettone e troverete sempre il panettone di qualità, perché la differenza veramente di questa azienda è il fatto che abbiamo deciso da sempre di dare un prodotto di qualità non mettendo nessun grasso idrogenato al suo interno. Quindi tutti i panettoni del Pane Quotidiano sono prodotti in queste ultime settimane, non sono panettoni prodotti mesi fa, sono panettoni fatti in questi ultimi giorni, proprio perché vogliamo dare un prodotto di qualità e genuino alle persone. E quindi dovete gustarli adesso. Andateli, comprateli, portate a casa e finiscono in un attimo. Questo ve lo posso assicurare. Questa è la linea che seguono anche tutti i membri dell'Etica del Gusto, quindi andateli a seguire anche sul sito.
sito e non perdetevi questo periodo insieme ai dolci perfetti per il Natale. Chiuderei con un brindisi. Mauro, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Buon Natale a tutti e un saluto a voi. Grazie di tutto. Continuate a seguirci, anche Radio Chef ritorna la prossima settimana per parlare dei portafortuna per il Capodanno. Seguiteci nelle nostre puntate che trovate anche sulle nostre pagine social e continuate a inviarci le vostre ricette sul sito radio.0.it. Trovate, oltre tutte le ricette pubblicate, anche il forum per inviarci proprio la vostra. Buon Natale a tutti, soprattutto con il gusto del Friuli Venezia Giulia. Ciao!